Benvenuti. Questa sera l'incontro che vogliamo vivere è con Don Claudio Doglio. Credo che non ci sia bisogno di particolari presentazioni, perché qua a Chiavari è uno di casa, proprio di casa, nel senso che sei nelle case. E Don Claudio ci parlerà questa sera di Maria, Maria modello del discepolo nel Vangelo di Luca. Quest'anno la Chiesa ha il Vangelo di Luca come percorso di tutto l'anno liturgico. Nella nostra diocesi il Vescovo ci ha invitato a lavorare in modo particolare sul Vangelo di Luca. Qua nella nostra parrocchia l'abbiamo fatto ascoltando quello che tu hai detto a Telepace, abbiamo seguito le 12 puntate sul Vangelo di Luca. Adesso stiamo leggendo gli Atti, tenendoci al secondo libro. E questa sera ci parlerà di Maria perché abbiamo iniziato il mese di maggio e per la nostra parrocchia vuole essere anche l'inizio del cammino di preghiera di questo mese, che poi continuerà con le serate del venerdì dedicate a Rosario nei vari quartieri della parrocchia. Io ora lascio la parola a Don Claudio e lo ringrazio, come qualcuno di voi ha già fatto, della sua presenza qua, che sicuramente è un dono per tutti noi. Grazie Claudio. Un caloroso saluto a tutti. Ci sentiamo come la comunità degli Apostoli riunita in preghiera nel cenacolo. Lo dice espressamente l'Evangelista Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando dopo aver narrato l'ascensione al cielo di Gesù, dice che i discepoli ritornarono in città, salirono al piano superiore dove abitavano, elenca una seconda volta gli apostoli rimasti in 11 e annota: tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Giacomo di Alfeo, ovvero figlio di Cleofa, era chiamato il fratello del Signore, cioè cugino, parente stretto e capo della comunità di Gerusalemme, insieme agli altri parenti, ai discepoli e a questi 11 apostoli, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. È l'ultima volta che nel testo viene nominata esplicitamente Maria. La ricorda il narratore degli Atti all'inizio della missione apostolica, dopo l'ascensione. Prima della Pentecoste si dice che erano tutti assidui e concordi nella preghiera. E noi, a tanto tempo di distanza e da tutt'altra parte nel mondo, siamo in continuità con quel gruppo apostolico nei nostri cenacoli, che sono le nostre chiese, uniti con Maria, la madre di Gesù, assidui e concordi nella preghiera. Maria è rimasta all'interno della comunità cristiana come una presenza significativa e discreta. Molti predicatori ne parlano tantissimo, la nominano in tutti gli argomenti, ma nei testi della scrittura del Nuovo Testamento la presenza di Maria è estremamente discreta. È presente nel ministero di Gesù
ma non si fa vedere, non parla, non interviene se non in pochissimi casi. Quello che ne parla di più è l'Evangelista Luca, perché ne parla moltissimo nei primi 2 capitoli del suo Vangelo, dove presenta molti episodi in cui Maria è protagonista. Non l'hanno fatto gli apostoli Matteo e Giovanni, non l'ha fatto Marco, che era di Gerusalemme e conosceva la comunità. Ci ha trasmesso questo patrimonio di notizie l'Evangelista Luca, che era un greco di Antiochia, di Siria. Come ha avuto queste informazioni? In modo molto sbrigativo, tanti predicatori dicono perché ha conosciuto Maria e Maria gli ha raccontato tutto. Non abbiamo nessuna informazione su questo incontro e quindi lo si può affermare, ma senza fondamento storico. Nessuna delle tradizioni antiche, i padri della Chiesa, riportano questa notizia. È possibile che Luca abbia incontrato Maria a Gerusalemme quando, come accompagnatore di Paolo, egli salì nella città santa nell'anno 58. Vuol dire 28 anni dopo la Pasqua di morte e risurrezione. Proviamo a fare un pochino di conti. Quando è nato Gesù, Maria doveva essere molto giovane, non abbiamo la possibilità di datare, però immaginiamo 16 anni, 18, proprio una giovane donna, l'età del matrimonio era quello. Aggiungiamo i 30 e qualche anno in più della vita di Gesù, arriviamo già a 50. Aggiungiamone altri 30 e arriviamo a 80. Quando Maria terminò la sua vita terrena non lo sappiamo. Non abbiamo la data. C'è una tradizione leggendaria che colloca la fine della vita di Maria a Gerusalemme. Chi è stato a Gerusalemme ricorderà sul Sion la chiesa della Assunzione, quella cattolica, dove si ricorda la casa in cui Maria terminò la sua vita terrena. E nel Getsemani, proprio a fianco alla grotta dell'arresto, c'è la basilica sotterranea della Dormizione ortodossa, che conserva la tomba vuota di Maria, dove il suo corpo fu deposto e da cui fu assunto in cielo. Ma è una tradizione non fondata nelle scritture. Arrivò a quella età di 80 e più anni. Quando Luca arrivò a Gerusalemme intorno all'anno 58, Maria c'era ancora? Se non c'era più lei, c'erano le persone che l'avevano conosciuta, anche i parenti, l'ambiente dei discepoli. E Luca ebbe la possibilità per 2 anni di risiedere a Gerusalemme e di girare nei paesi vicini. Quindi visitò Betlemme, Ain Karim, il paesino dove era nato Giovanni Battista, dove viveva la sua famiglia. Andò probabilmente a Nazareth. Si fermò 2 anni perché Paolo era stato arrestato ed era in attesa di giudizio.
Paolo era in prigione e Luca lo assisteva, lo andava a trovare quando poteva e aveva tanto tempo libero. Fu un viaggio in Terra Santa che gli fu molto utile, perché ebbe l'occasione di rendersi conto dei luoghi che non aveva mai visto. Noi oggi abbiamo la possibilità di fotografie, di filmati, di libri, e c'è la possibilità, anche senza essere fisicamente in un luogo, di vederlo e conoscere molte particolarità. Per il mondo antico l'unica possibilità per conoscere i luoghi era andarci di persona, impresa impegnativa e faticosa. Luca ebbe l'occasione di andare in Terra Santa e di conoscere le persone che avevano conosciuto Gesù, di vedere gli ambienti, di apprendere le tradizioni familiari dei gruppi che erano fortemente conservatori, attaccati alle abitudini, ai racconti che venivano fatti nell'ambito familiare. Ed è proprio da questo contatto o con Maria stessa, anziana, o con l'ambiente familiare in cui gli eventi erano accaduti, che Luca attinse queste notizie e adoperò questi racconti come introduzione al suo racconto evangelico, con un intento particolare, che era proprio quello di presentare Maria come il modello del discepolo cristiano. E Luca è un teologo fine che rielabora le tradizioni e pensa al messaggio teologico che vuole trasmettere. E per la sua Chiesa, che viveva in Grecia, lontana dalla Terra Santa, al di fuori delle conoscenze dei luoghi e delle tradizioni, lui si fa mediatore di questa esperienza e, avendo raccolto le tradizioni degli Apostoli, avendo avuto la possibilità di informarsi su questi numerosi particolari della vita infantile di Gesù, ha la possibilità di raccontarla con un intento teologico, non come una cronaca, non come una serie di aneddoti, ma come racconti teologici, cioè finalizzati alla formazione dei lettori. Sono racconti in cui il teologo Luca mostra la figura ideale del discepolo. La madre che rimane con i discepoli dopo la risurrezione di Gesù è una testimone importante, è l'unica che ha vissuto quelle esperienze dell'infanzia di Gesù e ha la possibilità di raccontare agli apostoli quello che ha vissuto. Quando noi conosciamo un personaggio importante, lo conosciamo adulto. Com'era da bambino, non lo sappiamo. L'unico che può saperlo è chi era vicino, la mamma, i parenti stretti. Giacomo, cugino di Gesù, è cresciuto con Gesù a Nazaret.
e lo ha seguito poi come discepolo, ma ha la memoria degli eventi iniziali. E allora, mettendo insieme queste esperienze, gli apostoli hanno fatto tesoro della esperienza di Maria e l'hanno presentata al mondo. Maria non è una prima donna, nel senso teatrale, di esibizione. A Gerusalemme, quando Gesù diventa famoso, quando migliaia di persone si uniscono alla comunità e la comunità si diffonde nel mondo, lei, la madre del Messia, non si mette in mostra. Va avanti Pietro, Giacomo, Giovanni, non Maria. Negli Atti degli Apostoli non viene raccontato nessun episodio in cui Maria compaia come protagonista. Sicuramente c'era, ma in un atteggiamento riservato, nascosto, umile. Lei, regina dell'universo, la madre del Messia. E se non raccontano episodi in cui Maria emerga come protagonista, è perché non ce n'erano episodi da raccontare, se non quella assiduità semplice di una preghiera concorde con gli apostoli. Immaginate la Maria quando rimane da sola dopo la risurrezione di Gesù, sui 50-60 anni, e vive ancora qualche tempo. E vive nella comunità degli apostoli. Incoraggia gli apostoli, certamente. Li informa, comunica la sua ricchezza spirituale, ma in un modo assolutamente discreto. Pensate ad una situazione che può essere interessante. Maria partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dagli apostoli. Maria non dice messa, va a messa e celebra, presiede quella cena eucaristica uno degli apostoli, o negli anni successivi i presbiteri delegati dagli apostoli. Provate a immaginare la scena in cui Maria fa la comunione e un apostolo le porge il pane consacrato dicendole il corpo di Cristo. È una immagine che ha sviluppato Giovanni Paolo II in una enciclica mariana. È una idea di fantasia, perché non c'è una documentazione, ma siamo sicuri che gli apostoli celebravano l'Eucaristia tutte le domeniche, se non tutti i giorni, e che la comunità spezzava il pane e faceva la comunione. E Maria, assidua nella preghiera con gli apostoli, l'ha fatta anche lei, certo, però pensate che cosa vuol dire per lei fare la comunione con il corpo di Cristo. Questo significa, tuttavia, che lei è entrata a far parte della Chiesa nel modo più semplice, dal basso, e ha accolto il corpo di Cristo in modo sacramentale. Lei che lo ha generato in modo reale, lei ha generato il corpo vero del Figlio di Dio fatto uomo.
lo ha tenuto in braccio, lo ha visto crescere, lo ha allattato, lo ha educato, gli ha insegnato a camminare, a parlare, a pregare. Lo ha visto uomo, lo ha visto lasciare la casa, iniziare il ministero, lo ha seguito con discrezione durante gli anni della predicazione, lo ha accompagnato nell'ora tragica della morte, coraggiosa in piedi sotto la croce, lo ha incontrato risorto, non lo ha più visto come tutti gli altri discepoli e ha continuato a vivere da autentica discepola di Cristo. E nella Chiesa ha vissuto, dopo aver fatto la protagonista straordinaria all'inizio, come un fedele normale. Ha continuato a vedere suo figlio Gesù nel segno del pane eucaristico, lo ha ricevuto nel sacramento, ha fatto comunione con lui nello stesso identico modo con cui lo facciamo noi oggi. Vi rendete conto? Maria è una discepola a tutti gli effetti. Sant'Agostino ha formulato una frase importante che viene ripresa poi in genere dai teologi nei secoli successivi e può servire anche a noi per chiarirci le idee. Maria è più grande in quanto discepola di Cristo che come madre di Cristo. La grandezza di Maria non sta nell'aver generato Gesù, ma nell'aver creduto in Gesù. La grandezza di quella donna sta nell'essere discepola, cioè persona che impara, che accoglie la parola. Come l'ha accolta lei, non l'accoglie nessuno, l'ha accolta talmente bene da farla diventare carne. Quando noi diciamo incarnare la parola, lo diciamo per modo di dire. Lei l'ha incarnata veramente, ha accolto la parola dell'angelo, mediatore della rivelazione divina, e quella parola in lei si è fatta carne. E questo è il primo grandioso esemplare del discepolo. Maria è colei che accoglie la parola di Dio, che crede con obbedienza al Dio che si rivela. Una obbedienza gioiosa, entusiasta. Ed è proprio in questo atteggiamento di discepola che Maria è grande. Vergine madre. A noi sembrerebbe di dire madre nonostante fosse vergine. Invece, teologicamente, Maria diventa madre perché vergine. Concepire Dio non è possibile se non in modo virginale autentico, cioè con la totale disponibilità a Dio. La verginità di Maria non è un fatto fisico, semplicemente.
è l'atteggiamento della persona, è la limpidezza, la genuinità, la totale dedizione a Dio. Ed è questa totale apertura solo a Dio che le permette di concepire il Verbo, di dare carne alla parola di Dio, di diventare madre. Quindi la grandezza sta nell'essere discepola. Il concepimento è un dono di Dio, è un'opera creatrice del Signore. La grandezza di Maria sta nell'atteggiamento del discepolo credente e accogliente. Durante la vita pubblica, la famiglia di Gesù ebbe qualche problema con lui. Tentarono di andare a prenderlo e di riportarlo a casa. Marco riporta l'opinione che si erano fatti, dicevano è matto. I parenti di Nazaret vanno a riprendere Gesù a Cafarnao, cercano di andare a riprendere Gesù a Cafarnao perché hanno l'impressione che gli abbia dato di volta il cervello. Quando arrivano, ed è presente anche la madre, non riescono ad avvicinare Gesù perché c'è tantissima gente, però riescono a fargli arrivare la notizia e qualcuno dei discepoli lo avvisa: fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù cosa risponde in quella occasione? Una risposta che può sembrare offensiva: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Gesù ha dato un taglio ai legami familiari. Poi, guardando tutto intorno quelli presenti che lo stavano ascoltando, li indica concretamente e dice: eccoli, chi ascolta la mia parola e fa la volontà di Dio, questi è per me fratello, sorella e madre. Non è un'offesa a Maria. Questo è l'elogio più grande che Gesù fa di Maria. Mia madre è chi ascolta la parola e la mette in pratica. Ecco la grandezza di Maria. Lei è stata madre di Gesù perché ha accolto la parola e l'ha messa in pratica. Allora non è semplicemente un legame familiare di parentela, ma è una relazione spirituale. Maria è madre perché discepola, credente e accogliente. Ma Gesù dice che anche noi possiamo essere così. Fare l'elogio di Maria e presentarla come la più bella, la più santa, la più grande, rischia di ottenere un effetto negativo, che è quello di portarla lontana. Un canto moderno dice l'irraggiungibile, è inimitabile. In questo modo noi compiamo un'operazione non buona, allontaniamo Maria come modello del discepolo. Teorizziamo che lei sia bravissima, ma noi invece siamo molto limitati. E quindi
Non possiamo raggiungerla, ma non ci pensiamo nemmeno a raggiungerla. Lei è lei e noi siamo noi. Lei è discepola fedele, accogliente, noi invece siamo dei poveretti che non possono o che non vogliono. L'esaltazione di Maria rischia di far perdere proprio il motivo per cui l'Evangelista Luca ha insistito tanto sul personaggio di Maria. Ce la presenta perché sia imitabile, perché sia il modello. Ci racconta alcuni atteggiamenti di Maria per dirci: guardate che è lo stesso atteggiamento che dovete avere voi. Se non riuscite a raggiungere quella vetta, quella però è la strada. Quello è l'atteggiamento che dovete avere come discepolo. Vi racconto gli episodi di Maria per farvi vedere come dovete essere anche voi discepoli. Immagino che questo sia il discorso che Luca fa alla sua gente e i racconti che ha elaborato servono proprio a questo. Allora, passiamo rapidamente in rassegna gli episodi del Vangelo dell'infanzia secondo Luca in cui vengono presentate le situazioni in cui Maria si trova e gli atteggiamenti con cui si rapporta al Signore. Compare nel racconto della Annunciazione. Luca è partito nel Tempio di Gerusalemme, la città santa, il grande santuario di Israele, un sacerdote, uomo, anziano, autorevole, che entra nel santuario e lì ha la visione dell'angelo Gabriele che gli annuncia la nascita di un bambino. La scena successiva si sposta in periferia. Lo stesso angelo Gabriele viene mandato non a Gerusalemme, ma a Nazaret, cittadina sperduta nella periferia della Galilea, nome mai citato nell'Antico Testamento, luogo sconosciuto, non a un sacerdote, ma a una ragazza, non un uomo anziano, ma una donna giovane, in un paesino insignificante. E l'annuncio della nascita del Messia viene per contrapposizione presentato proprio in questo modo. Nello schema solenne dell'Antico Testamento è annunciato l'ultimo profeta, Giovanni il Battezzatore, colui che introduce il Messia. Ma ad una giovane donna nel paesino sperduto viene annunciato il Messia. L'angelo la saluta con titoli importanti della tradizione biblica, quello che noi abbiamo tradotto semplicemente come ave, in greco è kaire, è l'imperativo del verbo rallegrarsi, quindi la traduzione corretta sarebbe rallegrati. Non è semplicemente buongiorno, ma è un invito alla gioia. La chiama con un termine greco difficile da tradurre. Lì c'è la mano di Luca, teologo ellenista, che ha coniato quel nome,
non la chiama per nome, non dice rallegrati Maria, ma rallegrati che caritomene. Un participio perfetto passivo del verbo che vuol dire graziare. E noi dobbiamo tradurre con un giro di parole complicato, trasformata dalla grazia, donna segnata dalla grazia in modo forte e permanente, attraverso un'opera di Dio avvenuta nel passato e che perdura. È una delle radici bibliche del dogma dell'Immacolata. In forza di quel termine che adopera Luca, il Magistero della Chiesa ha potuto affermare che quella donna è graziata fin dall'inizio. Noi diciamo piena di grazia. Il Signore è con te. Sembra una frase abituale. In realtà non è così comune trovare nell'Antico Testamento un saluto di questo genere. Viene detto a grandi condottieri, a Mosè, a Giosuè, a Gedeone, personaggi maschili, di legislatori, condottieri, guerrieri che devono fare una grande impresa. Il Signore è con te per la grande impresa che dovrai fare. Maria rimane stupita di queste cose. Il messaggero divino la invita a rallegrarsi, la chiama con un nome solenne teologico, le si rivolge come a un condottiero di Israele. Che senso ha un simile saluto? E l'angelo le comunica la missione: darà alla luce il Messia. Non le viene semplicemente comunicato che avrà un bambino, ma le viene chiesto il permesso. È la vocazione di Maria il racconto dell'Annunciazione. L'angelo di Dio chiede a Maria se è disponibile. Lei chiede come. L'angelo spiega, non in modo normale, è impossibile in modo normale concepire Dio. È un intervento creatore dello Spirito di Dio. E colui che nascerà da te sarà santo, nascerà in modo santo, perciò sarà chiamato figlio di Dio. Le dà anche un segno. La tua parente Elisabetta, già avanti negli anni, era ritenuta sterile e invece aspetta un bambino. Nulla è impossibile a Dio. L'angelo aspetta la risposta. Sei disponibile? Accetti l'impresa? È molto importante questo aspetto. Dio non costringe. Dio chiama e propone. E perché l'azione umana abbia valore è necessario che la persona umana sia consenziente, voglia aderire, accolga quella parola. Maria è disponibile. Ecco la grandezza. Accoglie la vocazione. Si trova davanti qualche cosa di straordinario che lei non immaginava minimamente. E non le viene proposto nei dettagli, non le viene spiegato come andranno le cose, a che cosa andrà incontro. Le viene chiesta la disponibilità all'impresa. E lei accetta. Eccomi, sono la serva del Signore. Guardate che anche in questo caso non è un titolo di umiltà o di abbassamento, è una espressione onorifica. Il servo del Signore è il grande ministro,
è il plenipotenziario. Nell'Antico Testamento il servo di Dio è un titolo che compete a Mosè, o si parla del servo come figura profetica addirittura del Messia. È l'unico caso in cui è al femminile. Nel linguaggio orientale servo significa ministro. Il servo di Dio è colui che rappresenta Dio. L'attuale re di Giordania si chiama Abdallah, che vuol dire servo di Dio. È un titolo onorifico da re. Maria ha capito che cosa le è proposto e dice: eccomi, sono disposta a essere ministra di Dio. Avvenga di me secondo la tua parola. L'espressione originale greca dice una gioia entusiasta che non è esprimibile nella nostra forma grammaticale italiana. Avvenga di me può sembrare in italiano come una rassegnata accettazione. Pazienza, vai, avvenga di me. Se non si può fare diversamente, prendiamola. Invece Luca, abile scrittore greco, adopera l'ottativo, che è una forma verbale che indica il desiderio, genoito moi, che dovrebbe essere tradotto con magari capitasse, non vedo l'ora che succeda. Questo è il senso. Maria accetta con entusiasmo la proposta che le è fatta e l'angelo sparisce. Lei resta sola e la prima azione che l'Evangelista le attribuisce è quella di alzarsi, anastasa. È il verbo della risurrezione. Alzatasi, Maria andò in fretta verso la montagna. È come se fosse seduta, ferma. Era nella sua condizione tranquilla, stava pensando alle sue cose di giovane donna promessa sposa ad un uomo della famiglia di Davide di nome Giuseppe. Stava pensando alle sue cose buone, umane. Quell'annuncio le sconvolge la vita e lei si alza. Non è semplicemente il fatto che era seduta e poi si è messa in piedi. Capite la valenza delle parole? Gli evangelisti adoperano pochi termini, raccontano in modo molto stringato e quando sottolineano dei particolari è perché quei particolari sono importanti. È logico che uno non può mettersi in viaggio stando seduto, però dicendo poche cose, se l'Evangelista dice alzatasi Maria si mise in viaggio, è perché quell'alzarsi è significativo. Dice qualcosa, dice un cambiamento e lo dice proprio con il verbo della risurrezione, di un nuovo inizio. Maria è il discepolo fedele che accoglie la parola e non la tiene per sé. Appena l'ha ricevuta, si mette in cammino per annunciare la salvezza. Va verso la montagna di Giudea a salutare Elisabetta. Salutare non è semplicemente andare a dire buongiorno, ma è portare la salute,
portare la salvezza. Lei che ha ricevuto la parola di salvezza subito si alza e con diligenza, con fervore, con impegno si mette in cammino per portare ad altri l'annuncio della salvezza. Questo è il senso del discepolo, è quello che fanno gli apostoli. Avendo ricevuto l'annuncio evangelico, si alzano e vanno in tutto il mondo a portare la salvezza di Gesù. È quello che nel nostro piccolo siamo chiamati a fare noi, che accogliamo la parola e siamo chiamati a portarla, a comunicarla, a trasmetterla, a diffonderla, con la parola, con la vita. Perché si alza e va a trovare Elisabetta? Perché l'angelo le ha detto che aspetta un bambino. E in questo modo Maria va ad aiutare quella persona già avanti negli anni, avrà avuto 40 anni, l'anziana Elisabetta. È ancora in tempo per avere un figlio, ma sposandosi così giovani, se a 40 anni non erano ancora venuti, significava che non se ne poteva avere. Quindi è arrivato tanto atteso, ma non più sperato. E in quella situazione Maria pensa, avrà bisogno. Sono circa 200 chilometri da Nazareth al sobborgo di Gerusalemme dove abita Elisabetta. Si fanno a piedi, in una carovana. Bisogna aspettare di unirsi ad altri pellegrini che vadano a Gerusalemme, con i rischi che un viaggio del genere comporta, una ragazza da sola, per le strade. Circa una settimana di cammino ci vuole. Vuol dire che si dorme dove capita, nei campi, sotto gli alberi, in qualche casolare, per una settimana. E si mangia mettendo insieme qualcosa alla belle meglio. È un'esperienza faticosa. Non è un viaggio turistico tutto organizzato col pullman che ti prende sotto casa e ti porta a destinazione. È stata un'avventura. Sicuramente a Nazareth gli hanno detto: ma cosa ci vai a fare? Ma figurati, lascia perdere, è un viaggio troppo faticoso. E poi chi te l'ha detto che aspetta un bambino? Come fai a dire chi gliel'ha detto? Fa il viaggio, arriva ad Ain Karin ed Elisabetta, appena la vede, sente dentro che il bambino tira i calci, salta di gioia e viene presa dallo Spirito Santo. Saluta Maria dicendole: come mai è venuta a trovarmi la madre del mio Signore? Come fa Elisabetta a sapere che Maria aspetta un bambino? Non lo sa nemmeno Maria, la chiama madre. Ma nel momento in cui lei ha accolto la parola dell'angelo, il Verbo si è fatto carne, ha concepito, ma non lo sa. È il modello del discepolo che ha Gesù con sé e si mette in cammino, forse senza saperlo. Ma Elisabetta, piena di spirito, la chiama madre. La madre del mio Signore. Come fa Elisabetta a sapere che Maria aspetta un bambino e che quel bambino è il Signore? L'esclamazione di Elisabetta è la prova per Maria
che ciò che le ha detto l'angelo è vero. E a questo punto lei scoppia di gioia e intona il cantico del Magnificat. Dicono gli studiosi che probabilmente il Magnificat era un canto della Chiesa giudeo-cristiana. È un centone, cioè una raccolta di versetti presi da testi dell'Antico Testamento che celebra la grandezza di Dio. Luca ha trovato questo cantico nelle comunità cristiane della famiglia di Gesù. Lo ha tradotto in greco e lo ha applicato a Maria. È proprio la preghiera che può essere di Maria, l'umile che riconosce il Signore ha fatto grandi cose in me e dice le meraviglie compiute dal Signore e nota il procedimento di Dio nella storia. Abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili. Rimanda i ricchi via senza dargli niente, ma ricolma di beni gli affamati. I progetti dei superbi li manda all'aria, ma realizza il suo piano di salvezza. Che bello! Signore, come sei grande! Maria, con entusiasmo, finalmente dice la sua contentezza e la lode di Dio. Accoglie, si mette in cammino, annuncia ad altri la salvezza, loda il Signore per le grandezze che ha ricevuto. E non sono tutti atteggiamenti del discepolo? Non sono le cose che facciamo anche noi, che vogliamo fare sempre meglio? Maria, madre del Signore, si ferma 3 mesi in casa di Zaccaria a fare cosa? A far da mangiare, a pulire la casa, a lavare i camici di Zaccaria, a preparare il corredo per il bambino, ad aiutare Elisabetta nelle faccende domestiche più elementari. La regina dell'universo, la madre del re, va a fare la serva, la donna di servizio. Non la prima donna, ma la donna di servizio. Ed è un titolo d'onore, è la sua grandezza da autentica discepola di Cristo. Ha imparato da Cristo ancora prima che nascesse, ha imparato lo stile di Dio e l'ha vissuto, ha accolto la parola e l'ha messa in pratica. Poi torna a casa con tutti i problemi che conosciamo, perché il povero Giuseppe resta in angoscia per il fatto che questa fidanzata che torna dopo essere stata fuori 3-4 mesi aspetta un figlio. E sai, non è mica facile spiegargli che è opera dello Spirito Santo. Non era mai capitato, non avevano mai sentito parlare di cose del genere. Noi potremmo avere già un esempio e dire è capitato per la seconda volta, ma lì era la prima volta, quindi anche Giuseppe accettare quella situazione gli ha comportato una notevole capacità di fiducia nel Signore. E quando arriva il momento del parto c'è il problema del trasferimento a Betlemme e in quella occasione, quando arrivano a trovare il bambino tante persone, non se l'aspettavano, Luca annota un atteggiamento tipico di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco l'altro modello del discepolo. Custodisce le parole. In greco adopera remata, che è un termine che vuol dire sia parole sia fatti.
Quindi Maria custodiva quelle cose che capitavano, i vari momenti della sua esperienza, li custodiva nella memoria e li meditava. Dice symballusa, faceva un'azione simbolica, metteva insieme i dettagli. Avete presente un grande puzzle? Maria metteva insieme i tasselli e componeva un quadro. Significa che non aveva capito tutto all'inizio, che non sapeva in partenza tutto. Cammin facendo, meditando sui vari episodi, ripensando le parole, meditando i fatti, metteva insieme i tasselli e cercava di capire meglio l'insieme. Maria peregrinò nella fede, cioè camminò nella fede, crebbe nel credere. Non ha la fede totale all'inizio, ha una disponibilità eccezionale, ma lentamente comprende di più e continua ad accettare e matura in questa disponibilità. Quando il bambino ha 12 anni e vanno a Gerusalemme per la prima volta col bambino e succede quell'incidente dello smarrimento e Maria al momento in cui ritrova il figlio si fa voce della Chiesa che dice: figlio, perché? È una domanda, è la domanda angosciata della Chiesa che dice al Cristo risorto: ma perché bisognava passare attraverso la croce? Perché morire? Avete notato che l'episodio avviene a Pasqua e il bambino si perde per 3 giorni e lo ritrovano il terzo giorno. È già un anticipo di quello che capiterà nella Pasqua decisiva. E la madre gli chiede perché? E il figlio gli risponde: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il Cristo risorto dirà ai discepoli: stolti e tardi di cuore, non sapevate che il Messia doveva passare attraverso queste sofferenze per entrare nella sua gloria? È la stessa cosa che dice ai genitori. Con una grande finezza Maria rimprovera Gesù dicendogli: tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Notate l'educazione del mettere il pronome io all'ultimo posto. Non io e tuo padre, ma tuo padre e io. E chiama Giuseppe tuo padre. È un atto di rispetto nei confronti di Giuseppe e del figlio. E il bambino, che è intelligente, che ha già intuito, risponde: io devo occuparmi delle cose del Padre mio, non di Giuseppe, ma del Padre mio che è nel Tempio, presso il quale mi sono fermato. È già una rottura con i rapporti familiari, è un inizio di angoscia, è un inizio di passione. Cominciano le preoccupazioni e come madre Maria vivrà altri momenti dolorosi, lo stacco dalla casa, la partenza per la missione e poi la passione, la morte. Saranno i momenti duri. Lei all'inizio probabilmente non pensava
di generare un Messia che sarebbe morto giovane sul patibolo infame della croce. Ma col tempo ha accettato anche quello, ha camminato nella fede e ha continuato ad accogliere la parola di Dio. E con la risurrezione è stata colmata di gioia. Regina del cielo, rallegrati, perché colui che hai avuto la fortuna di portare in grembo è risorto, come aveva detto. E lei si rallegra. È il caire iniziale, rallegrati Maria, perché il Cristo è risorto. Sì, ma lei non lo vede più. Rimangono solo i discepoli, gli amici del Figlio. E lei vive in piena comunione con il risorto, facendo la comunione insieme agli Apostoli. Maria è il modello del discepolo, è il nostro esemplare e noi in lei abbiamo una scuola di vita, un modello meraviglioso che ci insegna a essere autentici discepoli, accoglienti, capaci di ascolto e di servizio, capaci di chiedere perché e di accettare che la strada deve essere quella. E allora perseveriamo assidui e concordi nella preghiera insieme a Maria, agli Apostoli e a tutta la Chiesa per diventare autentici discepoli di Gesù come lo è stato Maria. Abbiamo ancora qualche momento se vogliamo fare qualche domanda a Don Claudio, magari c'è qualcosa che vogliamo approfondire. Mi viene naturale di chiederle, ci dica un po' e ci faccia gioire per l'episodio quando a Cana in pratica gli dice date da fa e cambia le cose, perché anche lì c'è qualcosa di una discepola, direi audace. Ecco, volevo solo avere questo cioccolatino finale. Va bene, golosone. Cambiamo evangelista e non è la stessa cosa. L'episodio di Cana non è in Luca ma in Giovanni. Non l'ho ricordato per rimanere nel tema. Nel caso di Giovanni la madre non è il modello del discepolo, ma è la figura dell'Israele fedele. Giovanni cita la madre solo 2 volte, a Cana e sotto la croce. In tutti e 2 i casi Gesù la chiama donna e sono presenti i discepoli. La madre a Cana non costringe Gesù a fare il miracolo. E queste sono cose che dicono certi predicatori che conoscono poco il Vangelo. Come se la morale di quel racconto fosse: insistete, passate dalla Madonna e state tranquilli che fa cambiare idea anche a Gesù. È una teologia molto zoppicante, Maria è discepola fedele, non fa cambiare idea a Gesù, non lo costringe. Dice a Gesù semplicemente un dato di fatto: vino non hanno. Gesù le domanda: che a te e a me, donna? Non significa che ci importa a noi, significa che rapporto hai con me, come ti poni nei miei confronti, perché me lo dici?
E il punto delicato è la tua relazione nei miei confronti. La madre non gli risponde, ma ai servi dice: fate tutto quello che vi dirà. La frase è quella pronunciata dagli israeliti ai piedi del Sinai dopo che Mosè ha proclamato la legge di Dio, il contratto dell'alleanza. Il popolo rispose: tutto quello che il Signore ha detto noi lo faremo. La madre parla come l'Israele fedele e dice ai servi: fate tutto quello che vi dice. Però chi è che dice e che bisogna eseguire? Il Signore. Quindi, come si pone nei confronti di Gesù? Come se fosse il Signore, Adonai, il Dio del Sinai che ha dato la legge. Ecco l'Israele fedele. Quel vino che manca è la sostanza dell'amore, è l'alleanza vitale. Non c'è più sugo, non c'è più amore in questa relazione. E l'Israele fedele, cioè quella parte buona, il resto santo, che desidera che l'alleanza sia portata a compimento, si pone davanti a Gesù come al Signore. E attingendo l'acqua si accorgono che è ottimo vino. Il capotavola non sa da dove viene, ma lo sanno i servi. Perché lo sanno i servi? Perché hanno fatto quello che Gesù ha detto. E il capotavola, che non sa, giudica e critica. E hai tenuto il vino buono fino adesso, che è sprecato. Sono quasi tutti già mezzi brilli, e gli dai quello buono, non lo apprezzano più. Bisognava tirarlo fuori all'inizio, e invece il vino buono è arrivato alla fine, per dire che il vino buono è Gesù. L'acqua era quella delle abluzioni rituali degli ebrei. Il vino, che cosa vi richiama? Noi siamo abituati al vino, non semplicemente perché lo beviamo a tavola, ma perché diciamo messa col vino. Ma con un bicchiere di vino noi ripetiamo che è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Eccolo lì il vino di Cana. È il sangue di Cristo della nuova alleanza, che fa passare dall'alleanza antica con i lavaggi di mani che non tolgono il peccato al sangue della nuova alleanza che veramente redime. E la madre che è a Cana è ai piedi della croce. E il figlio lega la madre al discepolo. Notate che Giovanni non la chiama mai Maria. Se avessimo solo il Vangelo di Giovanni non sapremmo come si chiamava di nome. Usa un termine funzionale, la madre e il discepolo. Disse alla madre: ecco tuo figlio, disse al discepolo: ecco tua madre. C'è un legame nuovo. Cristo nel mezzo lega la madre che viene prima al discepolo che viene dopo. L'Israele fedele e la Chiesa apostolica, uniti insieme. Ecco perché per secoli hanno sempre rappresentato il crocifisso con la madre e il discepolo. È il passato e il futuro, è l'Antico e il Nuovo Testamento, la sinagoga e la Chiesa.
Il Cristo nel centro è il centro del tempo, del mondo, e unisce tutti quelli venuti prima e tutti quelli venuti dopo. È un nodo d'amore che tiene insieme tutti i tempi della storia. È di più che dar da bere a gente già mezza brilla. Il racconto di Cana è un bel racconto teologico, altrimenti si riduce semplicemente a una bevuta straordinaria. Non hanno capito neanche da dove è venuto, però erano già mezzi brilli, arrivano 600 litri di vino ottimo, sono tornati a casa tutti piegati e il Messia cosa ha fatto? Ha mostrato la sua gloria, dando da bere. Ho una domanda che forse può esulare un pochino dal tema proprio, però è questa. Ho sentito tante volte sicuramente dire il fatto, no, che Maria prega Dio, noi preghiamo Maria perché lei preghi Dio e questa preghiera in qualche modo giunge più forte a Dio, no? Questo discorso che si lega anche un po' con Cana, no? Come dire, lei ha fatto cambiare idea a Dio, quindi noi preghiamo tramite Maria e questa preghiera... Non è corretto che lei abbia fatto cambiare idea a Dio. Sì, sì, l'ho capito. Quindi Maria ti dice fa quello che dice mio figlio. Quindi se tu le chiedi una cosa che Gesù non vuole, lei ti dice da retta a mio figlio, non fargli cambiare idea. Non ti aiuto nel fargli cambiare idea, ma nell'accogliere la sua idea. Ok. Comunque la domanda era, rispetto a questo, che cosa significa allora pregare per intercessione di Maria? Sì. È una tradizione della Chiesa proprio in forza della comunione dei santi. Maria è dalla nostra parte. Maria è una creatura che prega il Creatore. Maria fa parte della Chiesa, è un membro eletto della Chiesa, è un membro santo, ma è un membro del corpo di Cristo che è la Chiesa. E ora, dal momento che crediamo alla comunione dei santi, cioè entrati in comunione con Cristo, siamo in comunione anche fra di noi, per cui comunichiamo i beni che abbiamo fra di noi, Maria mette in comunione con noi tutta la sua ricchezza, la sua virtù, il suo essere discepola mirabile. Allora è dalla nostra parte e ci aiuta, intercede per noi come noi possiamo intercedere per un altro. Prega per me, lo dici anche ad un amico, ad una persona, è il motivo per cui lo diciamo a Maria. È chiaro che la sua preghiera, proprio perché è di una persona santa, ha un valore, una forza maggiore. Ma non è necessario passare attraverso Maria per arrivare a Dio. Questa è un'esagerazione. Non c'è altro mediatore fra Dio e l'uomo oltre all'uomo Gesù Cristo. Quindi l'unico mediatore è Cristo, che è Dio e uomo. Maria è una creatura che sta dalla parte delle creature, è un membro della Chiesa. Un testo importante patristico che leggiamo nel breviario dice Maria è grande, Maria è santa, Maria è parte della Chiesa, è più importante la Chiesa della Vergine Maria. Perché la Chiesa è il tutto e Maria è una parte. Quando parlo della Chiesa c'è anche Maria, ma c'è anche San Giuseppe e San Giovanni Battista. La Chiesa è tutto l'insieme che costituisce il corpo di Cristo, di cui Maria fa parte. E allora noi all'interno, più deboli, figli, ricorriamo anche a lei, ma tutti insieme
verso Dio per la mediazione di Gesù Cristo. La devozione popolare questo non ce l'ha così chiaro. Quindi c'è qualcuno che chiede perdono alla Madonna, perdono si chiede a Dio. Dobbiamo stare attenti di non confondere i livelli. A livello di devozione popolare le confusioni sono purtroppo possibili e rischiamo di mettere Maria ad un livello di divinità. Questo è scorretto, è eretico. Divinizzare Maria è un atteggiamento eretico, è esagerato, non è corretto. Infatti si dice che adoriamo Dio, veneriamo la Beata Vergine Maria e i santi. Ma venerazione e adorazione sono due cose diverse. L'adorazione è solo a Dio. Ci faccio l'abitudine poi, Oggi è la festa dei santi Filippo e Giacomo. Mettendoli insieme e nominandolo dopo, oggi sembra solo San Filippo. San Giacomo è quasi dimenticato. Gli apostoli avevano al loro interno due che si chiamavano Giacomo. Per distinguerli li abbiamo chiamati maggiore e minore. Però sai, è difficile dire ma chi è il maggiore e chi è il minore e per quale criterio. Allora, Giacomo è la deformazione di Giacobbe, è lo stesso nome, quindi dovremmo chiamarlo Giacobbe come l'antico patriarca. Così c'erano due apostoli di nome Giuda, che è il capo della tribù più importante, quella di Davide. Erano nomi molto diffusi e comuni. Giacomo, maggiore, è il fratello di Giovanni, figli di Zebedeo. Giacomo il minore, figlio di Cleofa, fratello di San Giuseppe. Cleofa è il fratello di Giuseppe. Maria di Cleofa è la sorella di sua madre. È presente? Giovanni dice che ai piedi della croce stavano sua madre Maria, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. La sorella di sua madre è la cognata, essendo Maria moglie di Cleofa, è la cognata di Maria moglie di Giuseppe, visto che Cleofa e Giuseppe sono fratelli. Quindi è la zia di Gesù. Giacomo è uno dei figli di questa coppia, Maria e Cleofa. Giacomo, Simone, Ioses sono nominati nel Vangelo di Marco quando Gesù va a Nazaret. Non sono qui tutti i suoi fratelli? E li nominano. C'è anche Giuda, Giuda Taddeo o Giuda di Giacomo o Giuda di Alfeo è fratello di Giacomo. E quindi anche lui, figlio di Maria e di Cleofa, è un cugino primo di Gesù. Il Giacomo di Compostela è il maggiore, è il Giacomo, fratello di Giovanni, morto martire nei primi anni 40 a Gerusalemme. È il primo degli apostoli a morire. Giacomo di Cleofa o di Alfeo
invece muore nel 62, prima della rivolta, ed è l'unico apostolo nominato nella tradizione esterna ai Vangeli. Giuseppe Flavio, che è uno storico giudeo romano, ricorda Giacomo il Giusto, che è quello fratello del Signore, vescovo di Gerusalemme, che viene ucciso nel 62. Il vescovo di Gerusalemme, il primo vescovo di Gerusalemme è San Giacomo, non San Pietro. La comunità cristiana di Gerusalemme riconosce come primo capo Giacomo, perché è parente di Gesù. Pietro diventa vescovo a Roma, ma non a Gerusalemme. È interessante. Oggi a Gerusalemme era la solennità di San Giacomo, primo vescovo di Gerusalemme. Filippo lo fanno il 13 novembre. Il 3 maggio invece è la festa del primo vescovo di Gerusalemme e patrono principale della diocesi di Terrasanta. Sì. Questa è una leggenda tipica della Spagna. A Saragozza, proprio nel mercato di Saragozza, Cesarea Augusta, mentre Giacomo il Maggiore evangelizzava la Spagna, in una situazione di difficoltà, su una colonna del mercato ha visto Maria, che era ancora viva a Gerusalemme. Le ho detto, è una tradizione leggendaria spagnola. Se sia vero non ho gli argomenti per dirlo, ma neanche per negarlo. Sarebbe la prima apparizione mariana. Maria, ancora viva a Gerusalemme, si presenta su una colonna del mercato di Cesarea Augusta in Spagna, Saragozza, per dire a San Giacomo: vai avanti, coraggio, continua. E la grande basilica della Madonna Saragozza è proprio legata a questa, è una piccola, la Madonna della colonna, no? È il pilar. Sì, è il 12 ottobre. Il 12 ottobre mica per niente si scopre la media che è il 12 ottobre, era festa nazionale in Spagna, proprio perché è la Virgen del Pilar, della colonna. Bene, credo che di domande sulla Bibbia ne avremo tutti tantissime da fare a Don Claudio, no? È vero? Guardate Telepace. Guardate Telepace. E poi preparatevi per un altro incontro magari che faremo, mi auguro. Claudio, io ti chiederei adesso di ringraziarti, credo a nome di tutti, e anche di quelli che ci vedranno per televisione, perché penso che sabato sera andrà in onda, quindi inizieremo il mese di maggio anche per quello. Questo andrà sabato sera. Per il mese di maggio inizieremo così anche con questa riflessione su Luca e Maria. Io ti chiedo di fare ancora una cosa, abbiamo ascoltato volentieri, adesso ci fai pregare. Sì. Pensate, la Ave Maria che ripetiamo è formulata con 3 frasi. La prima è quella dell'angelo, l'annunciazione. La seconda è di Elisabetta: benedetta tu fra le donne. E sono i riferimenti a quei 2 momenti importanti. E la terza frase è l'espressione della Chiesa: prega per noi peccatori. In fondo abbiamo riassunto nel saluto angelico questi 3 momenti e chiediamo a Maria che preghi per noi perché possiamo essere discepoli come lei, sebbene peccatori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Buon cammino di discepolato. Grazie e buonanotte a tutti.